venerdì 29 di ottobre, la solenne tumulazione del milite ignoto, il simbolo dell'unità nazionale 100 anni dopo. Sì, direttore, vogliamo onorare appunto questo centenario che va il centenario del milite ignoto, ossia questo milite appunto che rappresenta tutti i soldati italiani che hanno perso la loro vita nel corso del primo conflitto mondiale, e lo vogliamo fare con due appuntamenti. Entrambi a cura del dottor Marco Pascoli, che è uno storico e direttore del Museo della Grande Guerra di Ragogna, e il primo di questi appuntamenti si terrà alle 10 presso l'auditorium della scuola secondaria ed è dedicato ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Fiume Veneto. Il secondo sarà invece la sera presso l'aula magna della Casa dello Studente, sempre appunto nel capoluogo, in cui sempre il dottor Pascoli, con un taglio ovviamente diverso, ci racconterà, ci illustrerà la storia di questi 100 anni del milite ignoto e anche le sue origini, insomma. Quindi un appuntamento davvero dedicato a tutte le età, la mattina ai ragazzi, istruttivo, e la sera a tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo venerdì 29 ottobre. Grazie. Grazie Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Questa mattina